Quali scenari ci possiamo immaginare, quali personalmente posso in qualche maniera intravedere nella sfera di cristallo? Partiamo da un dato di fatto che magari è un pochino sottaciuto. La società italiana si è arricchita di etnie e culture assai diverse da quelle nostre tradizionali. Si calcola che per il 2020 probabilmente avremo un 15% della popolazione che in qualche maniera saranno neo-italiani, chiamiamoli così, e quindi credo che questo mix come dire, di culture e di gusti in qualche modo dia una svolta importante alle nostre tradizioni. Contemporaneamente anche le tradizioni cambiano, certo, molte sono arroccate sulle eccellenze alimentari, sulla biodiversità del nostro agroalimentare, sulle ricette tradizionali, ma cambierà il gusto dei consumatori, per cui gioco forza queste ricette dovranno riversarsi con tecniche e presentazioni completamente diverse da quelle a cui siamo abituati. La tavola cambia e cambierà sempre di più perché in casa si mangerà meno, lo spostamento delle spese alimentari sta passando dalla casa con molta velocità verso l'oreca, certo non si mangia più, oreca vuol dire hotel, ristoranti e bar, quindi insomma la somministrazione dei pasti fuori dall'ambiente domestico, e si calcola che ormai nel giro di una decina d'anni dovremmo più o meno ripartire le spese, 50% fuori casa e 50% a casa. Ecco che cosa cambierà, che avremo bisogno di luoghi dove mangiare continuamente, dove mangiare a tutte le ore, dove mangiare dove c'è più comodo, e non necessariamente saranno ristoranti o bar-ristoranti i nostri nuovi posti di piacere. Di fronte abbiamo dei cambiamenti epocali che sono quelli della globalizzazione, dei cambi di prodotti alimentari che ci condizionano in tutti i paesi e non solo in Italia. E dall'altra parte abbiamo questo riemergere di radici profonde che sono poi la nostra tradizione, la nostra cultura, che si scontra in qualche modo con quella che è stata la tendenza degli ultimi anni, ahimè troppe volte inneggiata da molta stampa anche italiana, che tentava di dipingere, come dire, la fine del piatto tipico italiano in nome della cucina molecolare o di qualche altra invenzione temporanea. Ecco, credo che oggi in Italia siamo di fronte a un recupero da un lato della tradizione per valorizzare i nostri prodotti, perché l'Italia è il primo produttore al mondo per varietà di materie prime agricole e quindi noi abbiamo il dovere anche economico di valorizzare questa nostra storia. E dall'altra fare i conti con le tendenze, come dicevo prima, di una globalizzazione che impone modelli anche di consumo e di ristorazione che faranno emergere da un lato una ristorazione sempre più di qualità e attenta alla nostra salute. Pensiamo solo a quanti ristoranti oggi sono attenti ai problemi dei celiaci, ad esempio, cosa che un tempo nemmeno si pensava, e dall'altra parte invece avremo sempre più una ristorazione di tipo collettivo, da mensa, da punti sparsi nei centri commerciali dove saranno i grandi numeri, ma anche lì ci dovrà essere un'attenzione dei consumatori e delle istituzioni per garantire un minimo di qualità.